storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. Nessuno oltre Giuseppe Lai ha rappresentato come lui il volley isolano da 30 anni a questa parte. È stato infatti l'unico giocatore sardo ad arrivare in Serie A1 con la più blasonata e leggendaria squadra, l'Olimpia Sant'Antioco di Radames Lattari e Rafael Pascual, ma anche dei fratelli De Palma, Esteban e Manuel, oltre che di Mastrangelo e Baldi. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze. Il ricordo più bello Giuseppe Lai va a pescarlo proprio in una notte di primavera del 1994 a Gioia del Colle, quando la vittoria al quinto set per 15-13 aveva spianato alla Sardegna alle porte del paradiso della Serie A1. Lui, il campione di Sant'Antioco, ha sempre sostenuto che quel successo storico poteva essere paragonato per prestigio nel mondo del volley sardo allo scudetto del Cagliari Calcio, forse come traguardo unico e irripetibile. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. Giuseppe Lai non aveva certo sognato questo successo quando nel 1975 iniziò a calcare i primi campetti di seconda divisione nel mondo del volley, organizzando tornei tra amici a scuola. Dalla seconda divisione alla Serie A1, con la volontà, la determinazione, la voglia di vincere con la maglia del proprio paese, Sant'Antioco, che lo ha sempre amato per la sua grande modestia e correttezza, oltre alle doti tecniche ed atletiche che lo hanno sempre contraddistinto. L'amore per la sua terra e per la sua famiglia ha fatto sì che, nonostante le pressioni e la richiesta di vestire la maglia di una società importante e gloriosa quale Cuneo, lo hanno portato alla decisione di continuare a vestire la maglia fino alla fine nella sua lunga e prestigiosa carriera dell'Olimpia Sant'Antioco, che ha guidato successivamente per diverse stagioni anche da coach con successo sulla panchina. Gioie e dolori, ma sento sempre che tu ci sei, che anche quando è dura non te ne vai, che anche coi denti combatterai, sempre accanto a me, non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico, sei la fonte di energia più potente che ci sia, bomba atomica, dritta nello stomaco. Un viaggio fantastico e irripetibile quello vissuto con l'Olimpia, un piccolo paese, Sant'Antioco, col suo indomito capitano al comando del sestetto che guidava con maestria al cospetto di squadre titolate quali Treviso, Parma, Cuneo e Modena. Giovinezza e maturità, armonia tra corpo e anima. Siamo qui, tante vittorie, giorni bellissimi, sconfitte stupide, giorni difficili, tristezze ed euforie, gioie e dolori, ma sento sempre che tu ci sei, che anche quando è dura non te ne vai, che anche coi denti combatterai, sempre accanto a me, non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico, sei la fonte di energia più potente che ci sia, bomba atomica. Una stagione indimenticabile nella massima Serie A1, un piccolo scudetto tricolore per un giocatore umile e silenzioso,
anima della propria squadra e di tutti i tifosi che ancora oggi lo amano e non lo dimenticano. Chapeau, Messie Giuseppe Lai. Sicuro che quest'oggi, anzi non sei sudato, non hai sofferto le 7 camicie? No, io ho sudato 8 oggi, no, è stata una bella partita, così come mi aspettavo, era prima di campionato, un derby combattutissimo, dove abbiamo giocato a fasi alterne sia noi che loro e niente, abbiamo vinto meritatamente secondo me una partita per quei tie break che noi abbiamo giocato. Ecco, nel secondo set sembrava dovevate prendere un po' il largo e invece lì è accaduto che Comer ci ha creduto di più, forse ha riaperto clamorosamente la partita. Sì, hanno riaperto la partita così come hanno riaperto anche al quarto set, dopo l'infortunio, dopo la subluxazione al dito di Matteo. Però sai, loro sono partiti subito a bomba, sono partiti subito con dei grandi servizi e noi abbiamo faticato non poco. Non so, avete faticato non poco, però poi sono saliti sugli scudi giocatori importanti della VBA Olimpia che quest'anno però ha una rosa molto più ampia rispetto alla scorsa stagione e a quel punto lì insomma siete riusciti nel quinto set a chiudere. Sì, io sono contento di tutti quanti, guarda, poi anche loro hanno dei giocatori molto importanti e hanno fatto vedere quello che valgono, insomma, il posto è stato grandissimo, ha giocato un'ottima partita, così come Francesconi, Giacomino, il loro numero 6, l'altro posto 4, che vabbè l'anno scorso faceva il quarto in A1, non dimentichiamocene, non è una squadra, sì è una squadra non promossa ma è composta da giocatori che vengono da esperienze importanti. Insomma una vittoria che dà fiducia alla tua squadra e adesso sabato prossimo la prima trasferta in un campo, certamente campi facili non ce n'è quest'anno, a Carpi non sarà semplice. Assolutamente non sarà semplice, l'abbiamo vista qua a Carpi, ci ha battuto in casa e noi gli dobbiamo rendere quello che ci ha dato in casa, andiamo là consapevoli di quelle che sono le nostre forze, le nostre caratteristiche, ripeto una squadra lunghissima che mi dà tanta fiducia in tutte le parti. Benissimo, grazie a te, grazie coach Lai, noi saremo insieme chiaramente a Carpi, ciao, buon lavoro.